Un ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com e benvenuti in questa nuova video lezione. Oggi parliamo della difesa Chigorin e la lezione è stata tratta dal libro 1 di 4 Repertorio avanzato. Fra le tante varianti possibili ne abbiamo scelta una che secondo me è quella che dà maggiori vantaggi al bianco. Abbiamo messo questa volta la scacchiera dalla parte del nero in modo tale da vedere e capire meglio determinati meccanismi. Innanzitutto andiamo a vedere quali sono le mosse che danno vita a questa difesa. Abbiamo l'apertura di donna di 4, classica difesa col pedone in D5, gambetto in C4 e qui anziché andare a sostenere questo pedone con un C6 piuttosto che un E6, il nero decide di giocare un cavallo in C6. Ovviamente per chi ha giocato diverse partite a scacchi sa che questo cavallo solitamente è meglio che vada in D7 in altre difese, mentre qui il nero gioca subito cavallo C6, appunto non facendo eventualmente sviluppare la donna in questa diagonale e non sostenendo il centro. Cavallo C6. Qual è lo scopo di questa apertura? È in un futuro quindi andare subito a liberare l'alfiere campochiaro per poi cambiarlo con un cavallo in F3. Dopodiché si può giocare tranquillamente 6 e far uscire quest'altro alfiere. Questo è in linea molto di massima la teoria che sta dietro a questo tipo di apertura, ma ci sono diversi tranelli che possono nascere direttamente da questa apertura. Ora è un'apertura che è passata un po' di moda, veniva molto giocata all'epoca, infatti il Chigorin, il grande maestro che gli ha dato il nome a questa difesa, era del 1800, giusto per capirci. Attualmente non viene molto giocata nei tornei grandi, anzi l'unico grande maestro che gioca questa difesa con regolarità è Igor Miladinovic. Ok, come continua poi? Continua con un cavallo in C3 che va a creare ancora maggiore pressione. Ora il nero può scegliere diverse continuazioni, può scegliere un cavallo E6 molto tranquillo, un pedone 6 poco efficace, lo si vede da subito, oppure può scegliere di cambiare direttamente, anche questa è poco efficace. Secondo me, fra tutte le possibili risposte, E5 è quella che dà un poco di più filo da torcere, che allo stesso tempo sembra complicare un attimino la situazione e quindi in una partita lampo può essere efficace. Vediamo come prosegue. Questa spinta sembra complicare il gioco, in realtà il bianco, se gioca correttamente, riesce ad avere enorme vantaggio. Qui l'errore da non commettere è quello di farsi ingolosire da questo prezioso pedone ma non va bene perché seguono poi questo tipo di gioco. Con una spinta in D4 il cavallo è costretto a muoversi, scacchi non è molto buona, ci sono diversi tranelli in questo tipo di apertura. Conviene catturare il pedone in D5, così il nero cattura il pedone in D4, E3 per andare a scacciare via questo cavallo e se ci fai caso non ci sono molte case disponibili per il cavallo, qui non può andare, 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 praticamente si ritira nell'unica casa, quindi cioè, a poche mosse dall'inizio abbiamo un cavallo al centro della scacchiera che non sa quasi più dove andare, questo è un gran peccato. Ora segue giustamente uno scacco di alfiere in B5 e qui ora questo pedone ci inibisce questo tipo di difesa, quindi siamo costretti a giocare alfiere in D7 e qui c'è l'insidiosa donna B3 che allo stesso tempo va ad attaccare a raggi X il punto D7 e può sostenere anche in questo modo, va anche a supportare il pedone in D5. A questo punto è necessario una ritirata di cavallo in D6, sia per posizionare un pochettino il cavallo meglio, sia per andare a bloccare la spinta di questo pedone, ma soprattutto per andare a difendere il punto B7, dato che la donna attacca proprio lì. Ecco, questa è senz'altro la mossa migliore. Se anziché giocare
cavallo D6, il nero puntava a sviluppare il cavallo, per esempio giocando cavallo F6, sarebbero avvenute delle mosse un pochettino più crude, più forti. Per esempio alfiere D7, ovviamente ora non donna per D7 perché c'è impresa questo punto qui, e segue cavallo per D7. E ora dici, ma il punto in B7 è impresa comunque, e hai assolutamente ragione, però sappiamo un po' dall'esperienza di gioco che prendere un pedone in B7 significa sempre andare a far infognare la donna in posizioni strane. Per esempio dopo torre B8, donna per A7, è vero che ora il bianco è in vantaggio dei due pedoni, però ci sono continuazioni controgioco da parte del nero che fino ad ora era costretto a subire. Alfiere in B4, donna in A4 per mantenere l'inchiodatura e creare comunque pressione. Il nero innanzitutto riesce ad arroccare prima del bianco, e questa è una cosa incredibile. Cavallo in E2, cavallo in C5, vedi come il nero riesce ad avere controgioco, la donna è costretta a ritirarsi e allo stesso tempo attaccare il cavallo fa una bella ritirata andando a attaccare questo pedone che ora è da difendere, la difesa più spontanea e più forte sicuramente tramite pedone 4, ma ora c'è questa possibile spinta. Come vedi il nero si è ripreso tantissimo con questa mossa, ma torniamo un attimino indietro, vediamo un'altra continuazione, quindi se il bianco non fosse andato a prendere questo pedone. Quindi torniamo un pochettino indietro, quindi ora dopo il cambio in D7 segue cavallo per D7. A questo punto ora la donna non va a prendere questo pedone, ma il bianco si sviluppa, cavallo in F3, cavallo in D6, ora arriva comunque questa mossa, spinta in E4 e ora cavallo alfiere 7 per arroccare, arrocco da parte del bianco, arrocco anche da parte del nero, alfiere E3 per sviluppare anche l'alfiere, mettere in comunicazione le donne, e comunque ora questa è una posizione, è vero il nero è riuscito ad arroccare, ma sicuramente è una posizione preferibile comunque per il bianco. Mentre torniamo ancora indietro, il nero non sviluppa l'alfiere, il cavallo in F6, che abbiamo detto che è una mossa che può portare a questo tipo di soluzioni, ma decide di ritirare direttamente il cavallo in D6. Quindi siamo in questa posizione, non segue cavallo F6 per esempio, ma direttamente cavallo in D6, che questa è la continuazione principale. A questo punto alfiere per D7 e ovviamente donna per D7. Ora il punto B7 è assolutamente protetto. Segue cavallo F3 che va a attaccare il punto in E5 scoperto del nero, e purtroppo l'unica continuazione possibile è di giocare una mossa molto bruttina che è F6. Perché il nero non può fare a meno? Perché se spingesse ci sono questo tipo di continuazioni molto fastidiosi e molto forti. Quindi F6, E4 giustamente, e ora il nero deve cercare comunque di svilupparsi, quindi G6, arrocco, guardate quante manovre deve fare ora il nero, cavallo in H6. Ora il piano del bianco qual è? Guardiamo un attimino la situazione. Il bianco sposta il cavallo da qui per andare in E1, poi in D3 e infine in C5. Tanto ha tempo per fare tutte queste mosse, il nero non può fare un granché, in più togliendo il cavallo da F3 libera queste spinte di rottura. Quindi cavallo in E1, ora cavallo in F7, cavallo in H ovviamente, cavallo D3 come abbiamo detto prima, e qui bisogna evitare che il bianco riesca ad arrivare col cavallo in C5, quindi B6. A questo punto il bianco finalmente può spingere in F4. Perché non si può prendere? Perché se pedone per F4
segue cavallo, che poi ovviamente può andare in con un avamposto veramente fortissimo. Quindi è una mossa che questa non si può ancora fare. Quindi dopo F4 il nero deve continuare il proprio sviluppo con alfiere G7. Ora pedone per E5, pedone per E5, alfiere E3 andando a mettere in comunicazione le torri, arrocco, torre in A va in C1 e ora proverei a chiedere a qualsiasi scacchista in che condizione vorrebbe trovarsi. Qui purtroppo, nonostante la posizione del nero sia solida, non ci sono molti sbocchi, cioè questo pedone isolato da proteggere. E come si può proteggere? Per ora è protetto da cavallo e alfiere, ma il bianco potrà creare ulteriori pressioni per cercare di prendere prima o poi quel pedone e quindi magari il nero sarà costretto a supportare ulteriormente ancora con delle torri. Ha una struttura pedonale piuttosto debole, ha un alfiere camposcuro e ha la maggior parte dei pedoni sul nero. In più anche questo pedone è oggetto di attacchi da parte del bianco. Il punto invece debole del bianco è dato da questo pedone in E4 che per ora è solamente attaccato dal cavallo e quindi difeso da un cavallo. È difficile che il nero possa trovare altre soluzioni di attacco. Sicuramente ci possono essere mosse come questo che vanno subito ad attaccare l'arrocco e attaccare il pedone E4, ma allo stesso tempo togliendo la donna da qui, questo punto qui diventa debole, quindi bisogna prima sviluppare prendere le varie precauzioni, le varie difese e poi attuare un piano. Sicuramente qui il nero non può puntare tanto alla vittoria, ma nel cercare di tenere ben saldi tutti i punti dove il bianco può andare a attaccare. Inoltre il bianco ha dei cavalli messi in modo più minaccioso, che può entrare e far danni quando meno lo si aspetta. Per esempio tramite un cavallo in queste posizioni si vanno a creare avamposti fortissimi che saranno poi difficili da togliere. Quindi questa posizione sicuramente è favorita dal bianco. Ecco perché questo tipo di difesa è raramente giocata.